Oggi faremo un esempio di moltiplicazione con la numerazione romana. In questo caso useremo l'operazione 12 per 12. I romani usavano la tecnica del raddoppio per facilitare i calcoli a mente. Allora moltiplicherò il prodotto per 1 e poi lo moltiplicherò fino ad arrivare a non superare il secondo fattore. Facciamo 64 per 17. Poi facciamo 64 per 1 uguale 64. Poi 64 per 2 che è uguale a 128. Poi facciamo 64 per 4 che è uguale a 256. Poi facciamo 54 per 16 che è uguale a 500, per 8 che è uguale a 512. Poi facciamo 54 per 16 che è uguale a 1000 e